Siamo in diretta, mando il filmato. Buonasera a tutti, ben arrivati. Ci scusiamo con i nostri ospiti presenti alla riunione, quelli che si sono collegati con Facebook per questo ritardo che è dovuto a una problematica tecnica che abbiamo risolto. È il bello della diretta, dice qualcuno, e quindi ci siamo, finalmente possiamo iniziare. Quindi il mio buonasera, sono Stefania Marcoccio, sono la presidente di Cramars. Va sicuramente agli ospiti che hanno accettato il nostro invito per raccontare la ricerca che andiamo a presentare stasera, ma va sicuramente a tutti gli ospiti di Facebook che in questo momento ci hanno pazientemente atteso e si stanno via via aggiungendo alle presenze per la presentazione. Ci ritroviamo quindi stasera a presentare i risultati di una ricerca che ha coinvolto numerosi soggetti, che ha un titolo importante che raccoglie in sé già i contenuti di quello che andrà a sviluppare. Partiamo da Innovalp, una vecchia conoscenza e un'esperienza di Cramars, e parla di welfare comunitario. In particolare si focalizza sugli ultimi, ovvero gli ultimi negozi, una ricerca sui negozi di prossimità nell'ambito della montagna friulana, un titolo che raccoglie tutto sostanzialmente. L'oggetto, quello degli ultimi negozi che, come sappiamo, nei territori di montagna, nei paesini, nelle frazioni rappresentano il legame con il territorio, il legame con la comunità, il posto dove non si fa solo la spesa, ma dove si vive la comunità e dove è possibile ritrovarsi e tessere le relazioni che le piccole realtà di paese possono permettere. 3 aree interne coinvolte, quindi tutte le 3 aree interne della nostra regione, 33 comuni, 52 esercenti, 52 negozi. Una mappatura che ha riguardato via via tutto l'arco montano della nostra regione, fra moventi in presenza per quanto la pandemia ci ha permesso di fare, restrizioni e quindi interviste a distanza, telefoniche online. E, nonostante tutto, arriviamo stasera a presentare i contenuti di questa ricerca, che sicuramente parte dal tema del welfare, inteso come momento di investimento, come momento di lavoro a favore della comunità e quindi di una possibilità in più data ai territori. Dobbiamo dire che per l'esperienza della pandemia per gli ultimi, per i piccoli negozi è stata quasi un'occasione, sembra brutto dirlo, proprio perché rappresentavano dei presidi imprescindibili per la sopravvivenza e quindi legare e ampliare l'analisi che è stata fatta proprio sulle possibilità che la pandemia ha aperto è uno dei capitoli che ha sviluppato la ricerca. L'innovazione che è
è emersa, e l'esigenza di innovazione che è emersa nelle interviste sarà uno dei temi che verrà trattato durante la giornata, la serata di oggi. Accanto a quello che potrete trovare nella ricerca, accanto a quelle che sono le analisi comparate dal punto di vista normativo che sostengono nel nostro paese i piccoli negozi, e la necessità di essere multifunzionali, cioè di essere presidi che in qualche modo rispondono ad esigenze non solo, diciamo, di servizio di vendita, ma anche di altri servizi. Non anticipo nulla, ma vi presento le persone che hanno così accettato il nostro invito. Vi presento chi saranno i relatori, poi a mano darò loro la parola. Stasera con noi, e ringrazio tutti veramente, Giuseppe Morandini, che è il presidente della Fondazione Friuli, che è il soggetto che ha finanziato la ricerca e che, devo dire, sta la Fondazione promuovendo attività di sostegno alla montagna in particolare e a iniziative di welfare importanti. Francesca Nieddu, che è direttore dell'area Veneto Est del Friuli Venezia Giulia di Intesa San Paolo, che ringrazio per la presenza e che come istituto bancario sostiene, ha sostenuto la fondazione e anche iniziative sul territorio. A parlarci della ricerca ci saranno tre testimoni. Uno è Maurizio Ionico, che è l'amministratore unico di Melius Impresa Sociale, che ha collaborato con Cramars alla stesura della ricerca. Insieme a lui Aura Zanier, che è una ricercatrice, direi che è scesa sul campo proprio per svolgere le attività di ricerca, a cui chiederemo un ritorno quasi di empatia rispetto a quello che è successo. Abbiamo con noi Stefano Adami, che è un testimone tra i 52 negozi intervistati della possibilità di fare e gestire negozi di prossimità, quindi lui ci parlerà di questo aspetto. E a seguire ci sarà Vanni Treu, che è il mio vicepresidente di Cramars. Devo dire che questa è una ricerca generativa in qualche modo, questa possibilità di svolgere questa ricerca ci ha dato la possibilità di non chiuderla in un cassetto, ma di aprire la possibilità appunto di altri progetti, di cui Vanni Treu ci parlerà. E svelerà anche un po' il mistero di questa sigla di avvio che è stata con questo Proxima che partiva, quindi a lui chiederemo questo. A tirare le conclusioni, le fila di tutto il nostro parlare, abbiamo Marco Bussone, che è il presidente nazionale di UNCEM, che è l'organizzazione nazionale che raccoglie i comuni e le comunità montane d'Italia. Io credo di aver detto tutto e passerei subito la parola, facendovi però presente il rispetto dei tempi, perché siamo in diretta Facebook e questo ci impone dei ritmi, e ricordo ai partecipanti Facebook che possono fare le loro domande in chat, indicando la domanda e anche il relatore poi al termine a cui vorrete fare le vostre osservazioni o le vostre domande. Bene, direi che posso passare la parola a Giuseppe Morandini per il suo intervento. Bene, grazie Stefania, buon pomeriggio a tutti. Io farò una rapidissima introduzione ai lavori di questa serata così interessante, ma non prima di aver dato un caloroso benvenuto a Francesca Nieddu, che è la nuova direttrice regionale di Intesa San Paolo. Le facciamo anche i complimenti perché, pur essendo insediata da poco, è già qui sul territorio con noi ad occuparsi di tematiche assolutamente fondamentali per queste nostre terre. E questa la dice lunga sulla voglia anche della banca di essere proattiva nei confronti dei nostri territori e soprattutto dei progetti che così con questa attività emergono. Sostituisce Renzo Simonato, al quale va il nostro ringraziamento riconoscente per i tanti anni di collaborazione assieme, per le tante iniziative ideate e anche messe in atto, non ultima il bando montagna che la Fondazione ha sostenuto qualche settimana fa, e che è un bando montagna che nasce proprio anche dal progetto che stiamo presentando questa sera, perché l'origine può risalire tranquillamente al lavoro
che state presentando, che avete fatto. Nasce anche dalla sensibilità e dall'attenzione che sia la Fondazione che Intesa San Paolo hanno sempre dedicato all'area montana, che dal punto di vista geografico occupa una porzione importante della nostra regione, e nasce anche dalla necessità che sentivamo con Intesa San Paolo di avere uno strumento dedicato a queste zone, dedicato ai progetti che possono nascere, e credo che stiamo seguendo un percorso molto virtuoso dal punto di vista dei contenuti della nostra attività, ma anche dei tempi, perché è vero che è stato sviluppato lo scorso anno il progetto che oggi presentiamo. Quel progetto lì è già nella parte attuativa, perché è stato l'origine del bando, e io auspico, ma sono certo, che arriveremo molto presto alla terza fase, quella importantissima, che è la parte divulgativa, perché c'è bisogno assoluto di comunicare esempi vincenti, di comunicare delle buone pratiche, di dare il messaggio che ce la si può fare anche in zone interne, anche in zone che purtroppo sono soggette ad abbandono. E io credo che il percorso sia virtuoso anche dal punto di vista della qualità dei progetti, perché non è una progettualità generalista, è una progettualità fortemente innovativa, esclusivamente innovativa. E questo abbiamo cercato con Vanni Treu, in altre occasioni di incontro che abbiamo avuto anche in pubblico, di sintetizzare con un motto. Il motto di questa attività è Montagna Avanti, dove avanti non è un'incitazione, è un posizionamento, perché sulla base dell'innovazione dei progetti che andremo a sostenere, la montagna si posiziona avanti, e con questo posizionamento dà il segnale chiaro che ce la si può fare e che questi territori vanno considerati in un'ottica complessiva di sviluppo e di futuro possibile. Grazie, e ascolterò con grande interesse tutte le relazioni e anche quelle di chi ha lavorato sul campo per redigere questo bellissimo studio. Grazie ancora, Ikra Mars. Grazie Presidente, mi piace questo motto Montagna Avanti. Io da un po' ritengo che la montagna sia un luogo in cui l'innovazione possa avvenire proprio perché diventa laboratorio, e quindi è possibile innovare proprio perché la dimensione lo permette. Dottoressa Niedu, quindi lascio a lei le parole. Devo dire, in questo spirito di anticipazione, direi che la banca c'è, no? È presente sul territorio e anticipa forse quelli che sono dei fenomeni un po' più lunghi che stiamo in qualche modo vedendo. Grazie per il suo intervento. Intanto buonasera a tutti e grazie per la calorosa accoglienza che mi date. Con grande piacere vi porto anche in effetti i saluti di Renzo Simonato, che diciamo per la banca è promotore di questa iniziativa. Io l'ho seguito perché ho lavorato anche con lui negli anni passati, un po' da lontano perché non seguivo questi territori, e sono proprio lieta di prendere il testimone da lui per continuare questo percorso che è stato avviato. Quindi è con grande piacere che la banca, attraverso il sostegno ai bandi della Fondazione Friuli, ha visto nascere tanti progetti mirati agli aspetti sociali, culturali e ambientali nel Friuli Venezia Giulia. Nel bando montagna ci riconosciamo a maggior ragione proprio perché volevo riprendere alcuni degli aspetti che avete menzionato. Penso anch'io che il digitale in realtà possa essere proprio un'opportunità. Tristemente la pandemia ci ha fatto anche fare, diciamo, forse un passo in avanti, doloroso ma importante, nel comprendere che il lavoro può andare anche dove si trovano le persone, e il digitale è uno strumento che lo abilita. Così come all'interno dei piccoli borghi, anche con una popolazione che magari invecchia, il fatto di poter continuare a fare riferimento sui negozi di prossimità, sui luoghi di prossimità, che sono anche luoghi di comunità, abbinate dall'uso di semplicissimi strumenti digitali, anche solo per fare i pagamenti, per
abilitare, diciamo, delle interazioni sempre snelle e semplici può aiutare moltissimo. Quindi penso anch'io che si configuri come un bel laboratorio, anche per superare a volte qualche pregiudizio generazionale che può portare a pensare che il digitale esclude. In realtà sono assolutamente persuasa che il digitale includa, e quindi saremo anche contenti di continuare ad affiancarvi in tutte le vostre analisi e sperimentazioni sul campo per essere di supporto nel mantenere la popolazione all'interno delle montagne, nel continuare a farle vivere, e peraltro, insomma, per l'ecosistema del nostro paese, diciamo che è un elemento, un dovere, no? Prima ancora di tutto il resto. Grazie, vi ascolto con piacere. Grazie, entriamo quindi nel vivo dei contenuti della ricerca. Lascio la parola a Maurizio Ionico e a Aura Zanier insieme. Loro ci hanno preparato un intervento a due voci sostanzialmente, e con loro entreremo più nel vivo della ricerca. Quindi i temi che porteranno saranno sicuramente quelli della prossimità, del concetto della vicinanza del negozio e della popolazione, e quelli che sono gli output più importanti della ricerca, insomma, che ci fa capire che i negozi resistono nonostante la regressione demografica, quindi c'è un aspetto che va oltre il conteggio delle persone e va verso invece l'idea di un servizio affinché le persone possano rimanere sui territori. Aura sicuramente ci porterà le voci che ha raccolto, e quindi una testimonianza di freschezza e di narrazione delle testimonianze. Bene, se non sbaglio inizia Maurizio Ionico, quindi gli lascerei la parola. E poi... Buon pomeriggio a tutti e grazie. Noi siamo partiti con questa ricerca dal indagare sul concetto di prossimità, e lo abbiamo indagato immaginando appunto che la prossimità è frutto di un esito di una serie di cambiamenti di scala piuttosto rilevanti. Fra questi cambiamenti certamente ci sono i cambiamenti che il mercato e i modelli di business hanno determinato, che hanno fatto sì appunto che questa nozione non soltanto diventasse una nozione, come dire, maggiormente comprensibile, ma anche utilizzata dagli utenti. Sono cambiati i comportamenti dei consumatori, gli orientamenti dei viaggiatori, e alla fine la pandemia, appunto all'interno di questa evoluzione continua, ha fatto sì appunto che questa parola chiave non fosse soltanto un elemento, diciamo così, che distingue comportamenti pragmatici. In sé, in realtà, ha acquisito progressivamente anche dei valori che la ricerca ha riscontrato. Abbiamo avuto modo di capire che la prossimità si è evoluta progressivamente nel momento in cui la pandemia ha presentato i tratti più acuti in alcune fasi. 3 fasi noi abbiamo individuato in maniera principale. Certamente c'è stata una prima fase in cui i negozi, le attività più prossime appunto sono state viste come un elemento da condividere quale stato di necessità. C'era un bisogno di utilizzare i negozi di vicinato, le strutture, appunto perché c'era una condizione ostativa. Ma subito dopo, e questo è l'elemento che siamo riusciti a cogliere, si è passati a una fase più evoluta, più matura, più consapevole, in cui in qualche modo è subentrata una sorta di fiducia nei commercianti, e si è stabilita una reciprocità tra utente, tra consumatore, luogo e appunto gestore del negozio, al punto che i consumatori, o larga parte di questi, hanno visto la spesa come un elemento che potesse generare sviluppo all'economia locale, appunto perché il commerciante era un elemento non soltanto di forza e di presidio, ma in qualche misura trasmetteva valori che andavano oltre appunto la mera vendita di merce.
E infine una terza fase che forse coglie le prime due, c'è complessivamente una riscoperta da parte dei consumatori, da parte degli utenti, da parte insomma di quelle tante persone che in qualche modo si sono avvicinate ai territori, ai luoghi e anche alle strutture commerciali, e questa riscoperta ha fatto sì che si potesse in qualche misura diventare parte integrante di una comunità e in qualche modo anche comprendere, cogliere il valore che i patrimoni che questa comunità dispone possono essere appunto elementi di ricchezza. Quindi, come vedete, il ragionamento che la ricerca all'inizio, e qui finisco questa mia prima parte introduttiva, ha permesso di cogliere non soltanto come un elemento della contemporaneità, anche se forzato con la pandemia, ma alla fine la prossimità ha generato comportamenti, ha generato valori, ha generato relazioni che, e qui il senso di responsabilità che naturalmente dovremo costruire nelle fasi successive, vorremmo che si consolidassero in maniera tale che appunto questo afflato che si è determinato fosse un afflato, si dimostri un afflato che consolidi relazioni, consolidi appunto comportamenti virtuosi e alla fine diventi un fattore di sviluppo dell'economia locale. E detto questo, darei la parola alla collega Aura, su cui appunto, con la quale appunto abbiamo incrociato de visu i gestori, gli attori appunto che sul territorio hanno promosso non soltanto servizi ma hanno generato anche valore. Buonasera, grazie Maurizio, grazie a tutta la cooperativa Cramars e alla Melius per avermi coinvolta in questo progetto di ricerca. È stato interessante e costruttivo scendere sul campo tenendo un contatto diretto con gli intervistati. Chiaramente la situazione pandemica non ha aiutato, quindi la maggior parte delle interviste si sono sviluppate al telefono. Nonostante ciò abbiamo comunque ottenuto risultati rilevanti sentendo le parole di ben 52 titolari provenienti da queste 3 diverse aree interne. Ecco, lo scopo della mia presentazione questa sera è proprio questo, portarvi i risultati della ricerca tentando di utilizzare il più possibile le parole degli stessi intervistati. Quindi ora condivido lo schermo con voi. Ho preparato una brevissima presentazione. Eccoci. Allora, l'evoluzione dei negozi sotto la spinta dei giovani è strettamente connessa chiaramente con la fiducia e con le prospettive delle realtà montane. In questo senso è strategico il processo di transizione generazionale di accessibilità dei giovani all'impresa economica. Vi è la consapevolezza da parte che riconoscono le potenzialità che possono esprimere i giovani. E proprio per questa ragione si sentono impegnati ad insegnare ai figli e ai nipoti il mestiere e a sollecitarli a studiare per apprendere meglio questo tipo di occupazione. Alcuni suggeriscono anche di coinvolgere la scuola nell'opera di persuasione verso queste professioni operative e appunto nella gestione di queste attività commerciali che non sono squalificanti, ma al contrario possono esprimere, citando appunto direttamente le parole degli intervistati, amore nei confronti del territorio. Molti dicono un servizio emozionante e quindi anche ci piace pensare che questo venga tutelato, protetto e premiato. Non sono pochi infatti che ritengono che sarebbe bello riuscire a trasmettere questa atmosfera anche alla generazione successiva. D'altra parte, i giovani intervistati che sono direttamente impegnati nella gestione di un negozio di prossimità lo fanno non tanto per mancanza di alternative, che tra l'altro potrebbero essere di questi tempi anche più redditizie,
ma hanno scelto con il cuore, spinti dal desiderio di partecipare al futuro della comunità. Citando ancora alcune bellissime parole degli intervistati, proprio un anno fa ha chiuso il vecchio alimentari del paese. Andavo a bere il caffè, vedevo gli anziani persi perché dovevano dipendere dagli altri. Questo mi ha dato la forza di riaprire. Oltre a questo, sono numerosi i casi in cui si ascoltano esperienze come: sono subentrato ai miei genitori, complice la mia giovane età, ho cambiato il modo di vedere il commercio e ho acquisito anche qualche nuovo cliente. Quindi da questo deriva il notevole valore della conduzione familiare e il processo della transizione generazionale. Sintonia tra impresa e luogo, tra gestore e comunità, negozio come cuore della comunità. Un aspetto, anzi il principale aspetto che emerge con forza dalle interviste, è il legame che si instaura tra l'impresa, il luogo e la comunità. Le parole che descrivono meglio di altre la vita di queste realtà montane sono appunto flessibilità e disponibilità. La maggior parte degli operatori intervistati ha espresso la propria vicinanza alla comunità di riferimento attraverso una consuetudine ad esaudire le richieste più variegate, dal ritiro alla consegna di farmaci, del giornale, capi di lavanderia, fino a partecipare alle attività di animazione sociale. In diverse occasioni ho ascoltato parole come queste: abbiamo deciso di riaprire perché ci metteva angoscia la mancanza di un alimentare in paese. Oppure: in realtà sarei in pensione da 6 mesi, ma dicono guai se chiudi. Alcuni hanno definito la propria clientela una vera e propria famiglia. In questo senso si esprimono sottolineando il loro essere una casa, la piazza del paese, che fare 2 chiacchiere è una coccola un po' per tutti. Spesso questi alimentari fungono da punto di appoggio per i clienti, da centro informazioni, considerato che, ad esempio, al suono delle campane a morto sono il primo ad essere chiamato, o ancora da guida sentieristica, poiché mentre faccio i panini vedo come sono vestiti coloro che mi vengono a chiedere informazioni e vedo se hanno le scarpe adatte, altrimenti non li mando nei posti pericolosi. Prospettiva del multiservizio e della multifunzionalità. Ecco, durante il lockdown gli esercenti hanno consolidato la fornitura di alcuni preesistenti servizi aggiuntivi alla semplice vendita e ne hanno aggiunti di nuovi. Hanno garantito in primo luogo il servizio della spesa a domicilio, malgrado le poche forme di protezione, e considerato che erano un po' gli unici a potersi spostare per motivi lavorativi, si sono presi in carico l'acquisto di anche beni non alimentari o di prima necessità, come ad esempio materiale da ferramenta, farmaci, come citato prima, capi di lavanderia, appunto per rispondere alle richieste delle persone del luogo. La loro disponibilità è sintetizzabile un po' nella frase "per passato ricevuto cassetti", che tradotto dal friulano sarebbe "per passare a prendere cosa vuoi che sia", insomma non è un problema aiutare, no? E anche attraverso questo tipo di soluzioni si evidenzia appunto la natura adattiva del negozio di prossimità, che è capace di rispondere alle esigenze della popolazione in tempo reale e quindi è in grado di creare dei servizi proprio a misura di prossimità, in coerenza con l'affermazione piuttosto diffusa del siamo o non siamo le sentinelle del territorio. La flessibilità dunque si conferma l'elemento che descrive meglio le realtà montane, poiché quasi tutti gli intervistati hanno espresso anche la disponibilità nei confronti dei propri clienti ad esaudire le richieste, sottolineando addirittura che ci sono giorni in cui fanno tutt'altro che vendere alimentari. La rigenerazione è considerata necessaria in relazione allo svolgimento di una funzione di aggregazione e per far diventare il negozio uno spazio di socialità. Gli esercizi che dispongono di spazi dedicati a questo scopo sono in genere bar o bar alimentari,
mentre le altre tipologie commerciali ne lamentano un pochino la mancanza. Alcuni hanno detto per gli uomini è più facile aggregarsi, è socialmente più accettato andare nel bar, fare 2 chiacchiere, mentre per le donne effettivamente è più difficile. Quindi anche in virtù di questa ragione, certi sono orientati ad ampliare le proprie strutture in modo da creare degli spazi dedicati al ritrovo, all'incontro, al confronto di un maggior numero di persone. L'intenzione è quindi quella di confermarsi cuore, motore della comunità, considerato che alcuni hanno la stufetta, hanno un angolo dove le vecchiette si ritrovano, oppure hanno un retrobottega in cui è presente una macchinetta del caffè, dove offrono la mattina a chi c'è, insomma. Queste sono tutte considerazioni che stimolano la ristrutturazione per allestire nuovi spazi da predisporre come kid friendly, quindi spazi adibiti diciamo, al passatempo dei bambini mentre le madri fanno la spesa, o da adibire al consumo in negozio di vari prodotti, alla preparazione di pietanze o al riscaldamento di panini al microonde, che questa tra l'altro sarebbe una soluzione molto apprezzata dai bikers o da tutti i turisti mordi e fuggi. Il lavoro e la conduzione delle attività commerciali di prossimità sono valutati con orgoglio dai titolari e dai gestori, che pur non negando le criticità, la sfiducia ricorrente, alla domanda se siano necessari contributi pubblici per estendere la gamma dei servizi erogati, non mancano le risposte un po' in stile montanaro, come ad esempio non mi interessa essere riconosciuto a livello ufficiale, l'importante è avere un buon passaparola. L'attenzione è rivolta, prima ancora della ricezione di risorse finanziarie, alle questioni quindi di valenza morale, soprattutto la rappresentanza territoriale. Alcuni gestori hanno sottolineato il fatto che la montagna è già di per sé penalizzata per tante altre cose, pertanto la politica dovrebbe essere, anche qua citando le parole di alcuni intervistati, lungimirante nel capire che deve puntare alle piccole comunità. Naturalmente un aiuto concreto allo svolgimento dell'attività commerciale può giungere attraverso una tassazione meno gravosa, attraverso la riduzione del carico burocratico o banalmente dall'erogazione di un'agevolazione, considerato che certe dinamiche chi abita in città non le riesce a capire. Le relazioni con i fornitori e con il mercato locale poi non possono essere affrontate adeguatamente con il quadro normativo attuale, che non è calibrato verso le aree territoriali marginali e le microimprese. Considerato ad esempio che alcune sequenze produttive risultano difficili da gestire, come nel caso delle forniture, poiché alcuni dicono abbiamo fornitori che per meno di 200 euro non vengono, non posso comprare di più, altrimenti butto via tutto. I servizi di prossimità forniti dai negozi commerciali rappresentano un fattore importante per le comunità locali e proprio per questo tutti concordano sul rischio che si determini un danno irreversibile se la dinamica dell'impoverimento economico dovesse proseguire. In caso contrario, sempre citando i nostri coraggiosi, passeranno degli anni prima di riattivare un nuovo servizio di prossimità. Ecco, con questo spero attraverso le parole degli intervistati che vi siano arrivati ancora con più forza i messaggi trasmessi da questa ricerca. Quindi io vi ringrazio intanto per l'attenzione e ripasso la parola a Maurizio che vi porterà gli output della ricerca. Sì, grazie. Allora, il primo output è il seguente. Intanto questo è quello che voi vedete è un modello, ma in realtà il modello allude a una visione che è una visione che immagina appunto le comunità in qualche modo difese, le comunità in qualche modo che vengono sostenute attraverso una serie di iniziative integrate da loro.
Il modello quindi è un modello integrato, non esiste così la ricerca in qualche modo evidenzia, non esiste la possibilità per una sola attività di avere successo se non vi è un ambiente che nel suo insieme è un ambiente che condivide iniziative, incrocia evidentemente degli interessi e integra anche dei valori. La base di partenza che emerge non soltanto dalle interviste, ma anche da ricerche che sono state svolte nelle altre realtà territoriali, è che è necessario, indipendentemente dalla regressione demografica o meno, il sostegno economico ai negozi. Fino ad oggi si è assistito esattamente a un'opzione diversa, opposta. La regressione demografica ha trascinato con sé due processi: il primo la chiusura dei negozi, l'altro l'allontanamento dei servizi, su cui poi ci ritornerò. Quindi il primo elemento di riferimento per ogni politica e per ogni iniziativa appunto che abbia i tratti dell'integrazione delle misure e che i negozi debbano essere sostenuti. E sostenuti per innanzitutto compiere fondamentalmente due macrofunzioni. La prima quella di fare in modo che si ampli, si estenda la struttura come in una visione della plurifunzionalità del multiservizio. Noi abbiamo visto che la pandemia ha irrobustito questo atteggiamento strutturale dei negozi, adesso si tratta di consolidarlo. Ed è un elemento di vantaggio. Le esperienze in Trentino, in Emilia, in Toscana, tanto per fare un esempio, hanno dimostrato in maniera, come dire, effettiva che l'estensione delle capacità di fornire servizi da parte delle strutture di prossimità ha fatto sì che anche la comunità si consolidasse e con esso si consolidassero le opzioni di crescita e di evoluzione. Il secondo elemento è che a questo punto vi è la possibilità di come dire, alimentare un riposizionamento dei servizi che si sono allontanati, che si sono trasferiti nel corso del decennio, con una sorta di reshoring, in particolare di quei servizi self, tra cui quelli bancari, che potrebbero in qualche maniera, appunto all'interno di una tipologia plurifunzionale, non soltanto trovare spazio, ma avere a tutti gli effetti un'opportunità di, come dire, di crescita effettiva degli stessi servizi, della stessa funzione che questi forniscono alle popolazioni e alle comunità. E alla base, tuttavia, vi sono almeno due condizioni, più una terza che dirò. La prima, vi è la necessità, lo diceva la dottoressa Nieddu all'inizio del nostro intervento, di creare delle comunità digitali. In qualche modo questo elemento digitale è non soltanto un elemento necessitato che costringe ad operare la tecnologia in uno stato appunto che vede limitate le libertà, vede limitati gli spazi di relazione e di comunicazione. La ricerca invece dice che, e anche le esperienze su scala regionale nelle altre situazioni del territorio nazionale ci dicono che un ambiente digitale, l'accessibilità, l'omnicanalità sono, come dire, elementi di struttura che rafforzano la capacità di un negozio di fornire servizi e soprattutto di mettere in sintonia la domanda e l'offerta di servizi e di beni tra la popolazione, la comunità e appunto i negozi stessi. Poi il bando, peraltro, il bando di Banca Intesa ha avuto modo di scavare a fondo anche questa opzione in maniera tale appunto che diventasse un'opzione realmente praticabile. Il secondo elemento di sostanza, lo diceva Aura sul finire,
e c'è bisogno di rigenerare non soltanto i luoghi perché diventano nel loro insieme attrattivi, ma l'edificio stesso, la struttura stessa del negozio va rigenerata, sia in termini fisici sia in termini di attrezzature, appunto perché possa svolgere quelle funzioni complesse a cui vengono assegnate. E poi c'è una terza condizione, chiamiamola di più di sistema, che la ricerca appunto rimanda e che è giusto che questa sera si sottolinei. C'è bisogno di fare in modo che in contesti di valle l'insieme, il patrimonio di negozi, il patrimonio di strutture commerciali possa in qualche misura condividere aspettative, iniziative, misure. E da qui il fatto che il distretto del commercio in un calato, in una dimensione territoriale di valle possa essere, come dire, un aiuto, concorre così come in altre valli, nelle valli lombarde e in altre situazioni si è dimostrato appunto essere un elemento facilitatore poi anche dello svolgimento delle attività nei singoli territori e nelle terre alte. Il distretto, quindi il distretto commerciale, come un elemento di governance del settore che può essere utile agli stessi gestori e alle comunità. E qui nel caso specifico della regione Friuli-Venezia Giulia noi abbiamo immaginato che non fosse appunto sufficiente stimolare l'idea della promozione del distretto, ma fosse giusto fare in modo che questo si connettesse con il turismo. L'articolo 35 della legge regionale propone appunto il consorzio unico turistico della montagna. Noi immaginiamo, e questa è l'ipotesi che noi lanciamo con la ricerca, e qui mi fermo e saluto, quello di inserire, di connettere la dimensione turistica e la dimensione commerciale e far sì che nel contesto di valle si possa realizzare a tutti gli effetti lo strumento del distretto dell'attrattività. Così vi ringrazio e passo a questo punto a Stefania la parola. Grazie Maurizio, io ricordo che la ricerca sarà poi disponibile. Maurizio e Aura hanno presentato un pezzo del loro lavoro, la ricerca si sviluppa su 9 capitoli, anche una parte desk documentale che ritengo importante. È arrivato il momento di Stefano Adami, che è uno dei nostri intervistati poi durante la nostra ricerca. Stefano porta un'esperienza un po' diversa rispetto a quella che è stata presentata, forse perché la sua esperienza di vita e professionale è molto multitasking, mi permetto di dire, proviene dall'ambiente dell'impresa pesante, quindi la sua impostazione di negozio di prossimità è diversa da quella che abbiamo visto un po' raccontata rispetto a prima. La decisione di aprire un negozio, di avere più negozi, di avere i dipendenti, quindi passa un po' l'idea dell'impresa familiare, ma diventa un modello di business, ne parlavamo prima, vero Adami? Un modello di business è un modello un po' diverso da quello che è l'immagine proprio dei negozi di prossimità. Quindi Adami, io le chiederei qual è il suo modello aziendale innanzitutto e soprattutto l'aspetto sociale che questi punti vendita che state gestendo hanno, no? La vicinanza con la comunità e quello che state realizzando in questo momento. Grazie, prego a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Mi chiamo Stefano, ho sentito con molta attenzione e con molto piacere tutti gli interventi che mi hanno preceduto, soprattutto negli ultimi 2 mi sono ritrovato insomma in tante e molte affermazioni che sono state fatte. Il modello che abbiamo adottato è un parolone, nel senso che io e il mio socio da 7 anni che abbiamo avuto quest'idea di riaprire dei punti vendita di prossimità, dei negozi di alimentari fondamentalmente di prossimità in alcuni paesi della Carnia, uno a Lauco, uno a Tolmezzo e uno a Cavazzo Carnico. L'idea è proprio partita dal fatto che ci dispiaceva vedere questo depauperare la montagna e vedere sempre in più nei paesi che veniva a mancare questo appunto negozio di prossimità che vedevamo proprio anche come un centro di aggregazione sociale e che chiudendo un negozio difatti
o di fatto viene a mancare. Da qui l'idea di alcuni anni fa ormai già di cercare di riaprire e cercare però di aprire con un concetto un po' diverso, cioè cercare di capire se era possibile fare queste aperture con una gestione che fosse, diciamo così, un po' diversa rispetto alla classica gestione del negozio di prossimità come lo ricordiamo o come ancora tanti ci sono, no? Il classico negozio di paese che viene gestito magari da marito e moglie da decenni e che poi magari il figlio o le figlie danno una mano. Poi succede spesso che i genitori vanno in pensione, i figli non sono interessati a questa attività e appunto il negozio si chiude nel 90% dei casi. La nostra idea, il nostro modello era quello di cercare di aprire dei negozi con dei dipendenti, di conseguenza né io né il mio socio non lavoriamo direttamente nei punti vendita, abbiamo delle commesse, dei commessi che ci lavorano proprio come dipendenti e cercare insomma di portare avanti questa, chiamiamola, missione, perché effettivamente ci sentiamo un po' come delle sentinelle sul territorio, poi magari vi racconto anche degli aneddoti perché uso proprio il termine sentinella. Questo abbiamo fatto ormai da 7 anni e certo la domanda iniziale era un piccolo negozio di paese, ha ancora motivo di esistere, ma soprattutto, e ripeto soprattutto, se si sostiene economicamente, perché poi la domanda è questa, no? Nel senso che alla fine bisogna fare dei bilanci e quello che è fondamentale, ahimè dico, è la legge dei numeri, no? Nel senso che se un negozio economicamente si sostiene ha un motivo da esserci ed è una cosa utile per tutti, interessante e ci possono essere delle prospettive. Se economicamente non si sostiene, chiaramente la cosa può andare avanti per un po', ma poi evidentemente non c'è motivo per poterlo mantenere, anche perché chiaramente un negozio non è una cosa di volontariato, è comunque un'impresa e un'impresa deve comunque fare dei numeri, generare dei numeri che si sostenga. Il fatto che ne stiamo parlando vuol dire che sì, la risposta è sì in tutte e due le domande, nel senso che secondo noi ci sono i motivi di esistere e con ovviamente degli sforzi non indifferenti, con delle fatiche non indifferenti, ma con dei meccanismi che si possono instaurare, c'è anche la possibilità di far sì che un negozio possa sostenersi economicamente. E questa è sicuramente una delle più grosse soddisfazioni che abbiamo avuto in questi anni, oltre ovviamente al poter dare e continuare a dare un servizio, che è il concetto iniziale perché abbiamo portato avanti e stiamo portando avanti questo progetto. Su cosa abbiamo puntato per riuscire ad arrivare a questi risultati? Beh, uno è sicuramente la professionalità delle persone che ci lavorano, che non è banale, perché trovare una banconiera che sappia affettare bene il prosciutto è sempre più difficile, proprio perché sempre di più abbiamo perso queste professionalità, no? Adesso io non voglio fare pubblicità o fare critiche di nessun tipo, ma se pensate che sempre più nella grande distribuzione, un po' per il tempo che non si ha a disposizione, un po' perché appunto questo meccanismo dell'acquisto mordi e fugge, eccetera, si acquista sempre più gli affettati già preaffettati sotto vuoto, che posso garantirvi che la qualità non è quella dell'affettato direttamente, diciamo in modo espresso, però trovare banconiere che sappiano affettare bene non è banale, cioè è una professionalità anche quella, e per fare questo bisogna avere un certo esercizio e sarebbe peccato perdere questa professionalità. Allora il fatto di puntare proprio sulla professionalità è stato uno dei nostri, chiamiamolo così, input, nel senso che cerchiamo di far sì che le nostre dipendenti abbiano costantemente una formazione, no? Che si lega alla professionalità. E anche questo non è banale, perché cosa significa formazione? Formazione significa insegnare anche o mandare i dipendenti a fare dei corsi come gestire un cliente, come affettare, come tenere pulito un negozio, ma non solo. Alcune delle nostre commesse le abbiamo così mandate a fare dei corsi di lingua, tedesco in questo caso, perché un negozio a ton mezzo, il fatto che un austriaco entra nel nostro negozio e possa essere così accolto e servito, magari non con un tedesco perfetto, ma comunque con un Grüß Gott piuttosto che un buongiorno,
al cliente questo fa piacere. E anche questo è un punto, insomma, sul quale abbiamo puntato parecchio, che è la formazione. Adesso ho fatto solo un esempio, però la formazione ovviamente poi abbraccia a 360 gradi vari aspetti. Il fatto come dire, investire e coinvolgere anche il personale, diciamo così, nelle scelte strategiche dei nostri punti vendita, coinvolgendo direttamente il personale, secondo noi è sicuramente un punto di forza, no? Nel senso che anche il dipendente si sente coinvolto e fa parte poi, non si sente più dipendente, non è un numero, ma fa parte di quella piccola famiglia che noi siamo. Noi abbiamo indicativamente 8 dipendenti e insomma il fatto di poterli coinvolgere quasi quotidianamente, proprio anche nelle scelte che facciamo, ecco, questo fa sì che la famiglia si allarga e anche il clima lavorativo è sicuramente ottimale. E per infine parlo di ricerca. In genere quando si parla di ricerca si pensa sempre all'industria, alla metalmeccanica, ai software, eccetera, eccetera. No, anche negli alimentari, anche proprio in un piccolo negozio di prossimità c'è una continua ricerca dei prodotti e della qualità. Nel senso che noi viviamo in un mondo dove c'è un'offerta assolutamente enorme e fare una ricerca su prodotti che siano mirati e di qualità aiuta sicuramente a dare un certo target al negozio. Vi faccio un esempio. Tra il negozio di Lauco e di Tolmezzo c'è un abisso per quanto riguarda i prodotti, proprio perché la clientela di Tolmezzo richiede altri prodotti rispetto a quelli di Lauco o di Cavazzo. Ecco, questo fa proprio parte di una ricerca sistematica per far sì di soddisfare così le esigenze dei nostri clienti. Questo è un po' come concetto di gestione, insomma, ecco. Poi c'è tutto l'aspetto della parte così del cliente, no? Sensibilizzare la popolazione, nel senso che bisogna come dire, pubblicizzare il fatto che c'è un negozio, dire alla gente e non dare per scontato che la gente viene nel tuo negozio anche se è un piccolo paese, perché la gente viene se ne parli, insomma, se fai della pubblicità, se li coinvolgi, se banalmente chiedi alla gente cosa loro desiderano, cosa si aspettano del proprio negozio, perché alla fine questo negozio è loro. Nel senso che noi viviamo con queste persone, di conseguenza anche questo è un aspetto molto, molto estremamente importante. Dicevo che noi ci sentiamo un po' sentinelle del territorio, perché? Perché un negozio di paese, di prossimità, è una sentinella. Vi dicevo l'aneddoto prima. A noi è successo alcuni anni fa oramai. Molto bello essere in negozio, soprattutto la mattina, no? Tu arrivi, sai che alle 8:05 entra la signora Maria che prende 2 panini, perché è una vita che fa così. E alle 8:15 arriva la signora Tizio Caio che ti chiede magari il caffè corretto grappa e si compra 2 etti di mortadella, ecco. A noi è successo una volta in paese che una persona che era un habitué un giorno non è venuto a prendere il pane. Il secondo giorno non è venuto a prendere il pane, il terzo giorno la commessa si è allarmata, siamo andati a casa sua, fortuna vuole che ci siamo accorti, stava malissimo, abbiamo dovuto chiamare i pompieri che hanno abbattuto la porta e l'hanno trovato stramazzato per terra, che stava molto male e che insomma è riuscito a essere soccorso ed è stato salvato. Questo penso sia proprio essere sentinelle del territorio, no? Nel senso che conosci le abitudini e così puoi anche monitorare e capire un po' quello che succede. Penso che sia una cosa fantastica. Punti vendita che diventano punti di aggregazione sociale, certo. In un piccolo paese, il negozio, c'è la chiesa in genere, c'è il comune, c'è la farmacia, ma il negozio diventa veramente il club, no? Il punto dove le signore la mattina possono venire, bersi il caffè, perché in Carnia non parbon che la signora o l'anziana vada nel bar a bersi il caffè, mentre in un negozio di alimentari, mentre compra 2 etti di gorgonzola, 1 etto di prosciutto, si beve magari il caffè con le sue coetanee, eccetera, e fa anche una chiacchierata. E questo diventa il punto di aggregazione. Questo vale per le signore di una certa età, eccetera, eccetera, ma anche per i giovani. Per dire, noi 7 anni fa avevamo già adottato tutti i nostri punti vendita con i punti wifi, che adesso è una cosa ovviamente assolutamente normale. 7 anni fa non lo era.
Ed era bellissimo vedere i ragazzi, soprattutto durante il periodo estivo, che si sedevano davanti al negozio e potevano usufruire di questa cosa, del wifi free, no? E anche questo crea in un certo senso aggregazione. Di conseguenza assolutamente importante che un negozio non venga visto solo come un punto di vendita, ma anche un punto dove la gente si può rincontrare. E cos'è la cosa più bella? La gente che entra in negozio e chiacchiera, no? Nel senso che come stai, cosa hai fatto, come sta il cane, cosa è successo, dove sei stata ieri, eccetera, eccetera. In un grande negozio, un negozio non di prossimità, questo non avviene perché i dipendenti non hanno tempo, non sono lì per questo. In un negozio di prossimità, e io dico sempre questo, le nostre commesse sono più psicologhe che commesse, perché c'è la signora Maria che viene e parla di suo marito che è morto 10 anni prima e ne parla ancora perché ha bisogno di parlare. E noi notiamo veramente come la gente ha necessità di chiacchierare, di poter parlare, di poter avere dei contatti, soprattutto nei piccoli paesi. Per questo credo che il negozio abbia veramente ancora un motivo d'essere. Questo è sicuramente il punto fondamentale. Poi, ripeto, la parte economica è fondamentale, ma lì è tutto un altro discorso che dovremmo affrontare, eccetera, eccetera. Sì, certo, gestione economica. Per gestire un punto vendita piccolo non è facile perché possiamo fare dei conti anche banalissimi. Ci sono dei punti vendita di prossimità che fanno scontrini per 300 euro al giorno. Questa può essere la media in certi piccoli punti vendita. Se voi fate un conto, facciamo un esercizio assieme, visto che siamo qua, 300 giorni di lavoro per 300 euro sono 90.000 euro. Per generare 90.000 euro ci vogliono acquisti più o meno indicativamente, queste sono statistiche diciamo ormai pluricollaudate, ci vogliono 65.000 euro di acquisto. Ergo significa che hai ancora 25.000 euro a disposizione, col quale devi pagare affitti, luce, acqua, riscaldamento, commercialista, spese, tasse, eccetera, eccetera. Cosa ti rimane? Ben poco, capite, no? Di conseguenza bisogna lavorare su questi meccanismi. E lavorare su questi meccanismi significa ottimizzare i costi, ma soprattutto, e non è facile per i piccoli, ottimizzare sugli acquisti. Nel senso che, come si diceva prima, ho sentito prima un'affermazione, ci sono fornitori che per 200 euro non vengono a portarti la merce in paese. Beh, è ovvio, no? Perché uno dice non faccio economia di scala, la grande azienda, la grande industria, questo interesse non ce l'ha. E lì bisogna abbattersi e bisognerebbe fare massa critica tutti assieme per far sì che invece questa cosa, che ci sia un'inversione di tendenza, vuol dire anche la grande multinazionale dovrebbe avere l'orgoglio di poter vantarsi nel dire io vado, faccio pubblicità adesso per l'Auco, all'Auco a portare il mio marchio. Perché? Perché so che non ci guadagno tanto, però anche lì è un baluardo, insomma, è una bandierina che metto. E lì bisognerebbe un attimino battersi tutti assieme. Stefano, andiamo, scusami, verso la chiusura, che non sforiamo. So che sono autorizzata perché ne avevamo parlato. Sì, concludendo, dico, noi siamo contenti dell'esperienza che stiamo facendo, è 7 anni che la stiamo portando avanti direi con soddisfazione. Mi sembra che il progetto sia anche stato recepito bene, almeno dove noi siamo presenti quei punti vendita. Mi auguro veramente che ci sia tanta gente, tanti giovani, spero che possano, glielo consiglio proprio anche, percorrere questo percorso, perché anche questa è una possibilità di crearsi un posto di lavoro. Le cose ultimamente sono cambiate molto. Mi sento di dire che la pandemia, lì forse sono un po' in controtendenza, però mi sento di dover dire che la pandemia non ha cambiato tanto le cose, nel senso le ha cambiate nel momento contingente, ma fra qualche anno torniamo al punto zero. Di conseguenza non illudiamoci che grazie alla pandemia questo concetto possa avere una grande spinta. La grande spinta ce l'ha se veramente si pensa di fare impresa con dei concetti che siano solidi alla base, a livello economico, e dove si punta, come dicevo prima, su professionalità, formazione e qualità. Grazie. Mentre ti ascoltavo pensavo a questo valore di questo episodio che ci hai raccontato, no? di queste commesse,
di questo valore di sentinella che non può avere un valore, no? Cioè come si monetizza questa cosa di essere sul territorio nei paesi e svolgere questo presidio importante. Allora, Vanni Treu, non farti richiamare per l'intervento troppo lungo, hai 10 minuti. Dicevo prima, e giustamente ha completato il mio ragionamento il presidente Morandini, no? Che questa che presentiamo è una ricerca generativa. Generativa perché ha dato il modo di partire con altre cose che sono già in cantiere, e quindi ti lascerei la parola e così ci svegli un po' anche cos'era questo Proxima che abbiamo visto all'inizio. Grazie. Bene, buongiorno a tutte. Non vorrei perdere tempo, vediamo se funziona la presentazione, eccola qua. Questo Proxima non è altro che un po' un riassunto di quello che è stato detto finora, soprattutto mi riallaccio alle parole di Aura, no? Quando parlava di un negozio come cuore della comunità, del senso di fare gruppo, di fare squadra, ma anche di un negozio di alimentare che non vende solo alimentari, ma anche tanto altro, no? Questo altro è servizi, voglia di fare qualcosa per il prossimo, voglia di stare vicini, voglia di fare prossimità. Proxima non è altro che quello che noi abbiamo pensato fosse e potesse essere una cosa necessaria per rigenerare legami, per ricostruire relazioni nei piccoli paesi di montagna dove c'è l'ultimo negozio. L'ultimo negozio che diventa un presidio vero e proprio. No? Proxima è quindi una vetrina digitale che funziona quando la persona nel negozio fisico vuole un prodotto che momentaneamente non è disponibile nel negozio, seleziona il prodotto da una lista proposta dal negoziante e il prodotto è disponibile per il ritiro nei giorni successivi, in base agli accordi che il singolo negoziante fa e formula con i suoi fornitori, con i suoi grossisti. Quindi Proxima potrebbe essere questa vetrina qua. Potrebbe essere una vetrina in cui c'è anche il fresco, che è uno dei tanti problemi che abbiamo analizzato all'interno di un negozio, no? Ma Proxima è anche un'altra cosa. Proxima è anche un luogo, perché nessun luogo è più lontano con Proxima, no? E quindi Proxima diventa anche una diffusione capillare di tante Alexa, in cui la persona è a casa e desidera un prodotto o un servizio e non fa altro che dire Alexa mi interessa la promozione che ho sentito, perché il negoziante prontamente gli fa arrivare in casa il messaggio che oggi è arrivata la verdura fresca, oppure la carne, oppure il prosciutto. Alexa, aggiungi il formaggio alla mia lista della spesa perché mi serve. Alexa, prenotami il parrucchiere. Alexa, devo andare, mi servono questo in farmacia. Il negoziante diventa quasi un luogo che smista non solo negozi, non solo generi alimentari, ma smista anche servizi. Servizi quali? Servizi di prossimità. Potrebbe anche dire Alexa mi serve un passaggio per andare a ordine. Alexa mi serve qualcuno che vada in farmacia. Ecco che Proxima, quando fa comunità, è semplicemente un'Alexa configurata con la vetrina digitale in cui il negoziante non deve fare altro che controllare se ci sono messaggi per vendere servizi o prodotti. E i servizi vengono venduti probabilmente con un meccanismo di scambio, mentre i prodotti vengono venduti con uno scontrino. Alexa quindi potrebbe funzionare così.
E voi capite che questa è un'innovazione per fare che cosa? Perché è un'innovazione per risistemare, dove c'è un posto nel mondo dove ogni cosa è portata di mano, dove la dimensione non è più individuale ma diventa collettiva e dove la tecnologia ha un indirizzo pratico, dove la comunicazione non è una tirannia permanente, ma dove si può rigenerare a partire da legami. Ecco, questa è un po' l'idea che noi avevamo per un futuro diverso all'interno dei piccoli negozi, fornire tante vetrine, tante piccole Alexa nelle famiglie, in cui il servizio che raccontava molto bene Stefano prima, viene in qualche modo sistematizzato. Ma qua deve intervenire il pubblico, perché deve intervenire il pubblico quando non si riesce a fare, ma c'è la voglia di fare comunità. E il pubblico deve intervenire proprio perché, non perché si vendono generi alimentari, ma perché si erogano servizi. Io avrei concluso, lascio molto volentieri, sapendo che ho risparmiato del tempo prezioso, la parola a Stefania, quindi la conclusione di Marco. Grazie, bravissimo. Per il rispetto dei tempi, così possiamo lasciare spazio alle conclusioni e quindi a Marco Bussone e agli interventi di chi ci sta seguendo. Sono una cinquantina le persone che in questo momento sono connesse con noi con Facebook, a cui diciamo lascio l'invito di lasciarci le domande con l'indicazione del relatore in modo tale che poi possiamo, se lo desiderate, insomma, proseguire questa cosa con i vostri suggerimenti, le vostre richieste. Marco Bussone è il presidente dell'UNCEM, che è per chi non lo sapesse, è l'Unione Nazionale dei Comuni, delle Comunità e degli Enti di Montagna. Quindi abbiamo una presenza importante stasera qui con noi, che ringrazio veramente. E, nella sua testimonianza che ci ha lasciato un po' per la stampa, mi avevano colpito alcune parole che vi leggo e che poi lascio, no? Dice che insomma i luoghi, gli spazi dei negozi che sono importanti per le comunità di montagna sono anche spazi che devono essere creati e ricreati, sono un autentico antidoto per lo spopolamento e lo spaesamento, che è una delle cose che vivono gli abitanti della montagna, no? E chiaramente dei presidi contro l'abbandono e la desertificazione del commercio in questi posti. Marco, abbiamo sentito anche questo richiamo al pubblico, no? Lei rappresenta comunque l'unione dei comuni e degli enti pubblici, sicuramente imprescindibile rispetto alla possibilità di mantenere, soprattutto in certe realtà, la possibilità di avere dei servizi, perché stiamo parlando anche di questo. Allora volevo chiederle insomma qual era la posizione di UNCEM e anche questo richiamo così che la Proxima fa verso una tecnologia umana, perché l'abbiamo deciso di definirla umana, nel senso che è una tecnologia vicina alle persone e che non può assolutamente sostituire quelle sentinelle, come chiamava Adami proprio nei punti vendita. Quindi lascio a lei le conclusioni e alle persone che ci stanno seguendo la possibilità di farci le domande. Grazie. Prego. Bene, grazie a te Stefania, grazie a Vanni, grazie a Cramare e a chi ha lavorato a questa ricerca e poi a questa iniziativa di stasera, che in qualche modo ha già detto tutto, perché quello che si diceva poc'anzi è emerso chiaramente degli interventi di sia chi ha svolto un'analisi a partire da quelle che sono state le sfide della pandemia, sia dalle esperienze concrete di chi lavora sui territori. Noi ci occupiamo di questioni politico-istituzionali e dobbiamo partire da uno stato dell'arte che è assolutamente complesso. Io parto da due numeri. Noi in tutto il paese oggi abbiamo 200 comuni su 7.900 senza più un esercizio commerciale e senza un bar, e abbiamo 500 comuni, Vanni ne abbiamo parlato in più di un'occasione, 500 comuni che hanno meno di 3 esercizi, meno di 3 punti, meno di 3 luoghi di comunità e luoghi di riferimento. Io credo che questi siano numeri pericolosi di un paese che non si accorge fino in fondo come è fatto.
La pandemia ha acceso i riflettori sul sistema territoriale italiano, sui borghi, sulla montagna, sulle aree interne. C'è stato un periodo nel corso del primo lockdown nel quale non si parlava d'altro, eravamo anche tutti un po' shakerati in una serie di luoghi comuni, un po' di retorica, di titoli di giornali che dicevano usciamo dalle città, andiamo a vivere in quei borghi perché lì si vive meglio. E al netto di questa retorica io credo che è meritoria la vostra iniziativa di andare ad analizzare la percezione delle comunità e di quanti vivono sui territori rispetto ai luoghi di riferimento che sono appunto i nostri negozi di prossimità. Io vivo in un comune di 750 abitanti all'inizio delle Valli di Lanzo, a nord di Torino, dove la panetteria e il negozio di Carletto sono i due punti di riferimento. E Carletto è un centro multiservizi per eccellenza, perché vende il prosciutto e i prodotti tipici, i prodotti surgelati, un po' di casalinghi, ma anche i giornali, i tabacchi, la frutta e la verdura. Ed è un riferimento perché quando alla sera torni a casa dopo aver lavorato o vissuto una giornata di studio a Torino, è un punto di riferimento nella piazza, come tanti dei nostri esercizi attorno ai quali ci si trova. Allora io credo che in questa capacità di distinguere quelli che sono luoghi della comunità c'è la nostra forza per imporre alcune questioni nell'agenda politico-istituzionale, che sia regionale o che sia nazionale. Come andiamo a sostenere e ad evitare che questi punti, che questi negozi, che questi centri implodano perché non sono efficaci sul piano del modello di business, sul piano del modello economico. È del tutto evidente che su questo fronte abbiamo bisogno di un ragionamento e anche di un cambio di paradigma, attraverso il quale noi collochiamo questi punti tradizionali, queste botteghe, o in diversi modi si chiamano lungo lo stivale, li collochiamo all'interno di un processo di rigenerazione dei luoghi, nei quali quei punti a volte contano più di una scuola. Se la scuola salva un paese, io dico che il bar salva una comunità come riferimento per chi ci vive, qualsiasi età abbia, che sembra scontato, banale, forse un po' stupido detto in un quartiere urbano dove c'è un bar ogni 30 metri, ma invece quel punto di riferimento è per la comunità emblematico nel plasmarsi. E mi fa molto piacere che stasera uno dei primi interventi sia stato quello della dottoressa Nieddu di Intesa San Paolo, cioè di un istituto di credito che guarda a nuovi modelli anche di impegno, direi partecipazione prima ancora che di costruzione di business sui territori. Ed è proprio quello che come sistema degli enti locali chiediamo alle banche, chiediamo agli istituti di credito, di essere con noi, con le cooperative come Cramar, con altri soggetti, corpi intermedi, di essere con noi propulsori di nuovo sviluppo. E allora quei centri multiservizio che devono nascere, che dobbiamo costruire, sono delle opportunità per tutti, non soltanto per i nostri comuni. Sappiamolo, ce lo diciamo da sempre con Vanni, il presidio territoriale che i nostri territori garantiscono non vanno a garanzia soltanto di 100 comuni dell'arco alpino o 100 comuni dell'arco appenninico, sono un presidio che fa bene al paese, sul quale investire non poche risorse come si è fatto in passato, ma investire con delle politiche strutturali, oltre che con delle risorse finanziarie e con dei meccanismi di supporto economico. Investire vuol dire in primo luogo individuare, ed è già emerso, provo a ribadire alcuni punti, una fiscalità differenziata e peculiare. E su questo sappiamo quanto è difficile, ma è un lavoro che propongo agli istituti di credito anche di fare insieme. Non perché li riguardi direttamente, ma perché indubbiamente è un tema che riguarda un nuovo paradigma fiscale in questo paese. Se i nostri comuni stanno nei flussi e sono punti dei flussi e del cambiamento, del meccanismo nuovo di circolazione delle persone e delle merci, come scrive Aldo Bonomi, vuol dire che noi impostiamo un nuovo meccanismo fiscale per stare in quei flussi. E mi riferisco alle web tax europee,
che non sfidano le piattaforme, tanto per dire che le piattaforme del grande e-commerce devono essere inficiate da un sistema fiscale, ma perché serve una ridistribuzione e un reddito più giusto, un sistema fiscale più equo che nessuno mette in crisi, quanto piuttosto agevola chi c'è, ed è in un quadro europeo che si fa una fiscalità peculiare per le aree montane, nelle quali le Alpi, 42% italiane, ma 60% di altri paesi, insieme definiscono un meccanismo di supporto a quelle imprese, a quei distretti o piccoli negozi o esercizi di somministrazione che resistono all'interno dell'arco alpino. Il quadro europeo per una normativa di supporto alle imprese dei territori mi sembra assolutamente necessario. Sosteniamolo insieme, dico a un istituto di credito e dico anche ad ABI e alla Banca d'Italia, cosa che ho scritto anche segnalando la grave chiusura di troppi punti di erogazione dei servizi bancari nei piccoli comuni. Ma al netto di questo, insieme dico, proviamo a strutturare una nuova proposta operativa per i territori. Centri multiservizi non li dobbiamo inventare, non li abbiamo inventati in Italia o in alcuni contesti dove già esistono, perché le case della comunità esistono nello Yorkshire come in altri contesti rurali europei, dove si vendono sì dei prodotti, ma si erogano anche dei servizi alla comunità, ai turisti, appunto servizi di informazione, ci sono degli internet point piuttosto che dei nuovi coworking che sempre di più stanno prendendo piede nei nostri comuni, ci sono i locker per la ricezione ed invio di prodotti attraverso sistemi di e-commerce, ci sono punti prelievo di contanti, ci sono punti di acquisto di servizi dell'innovazione, penso all'acquisto di abbonamenti della banda ultralarga piuttosto che della telefonia mobile, ci sono schermi multimediali per avere informazioni. In questi centri multiservizio c'è la capacità di avere alcuni elementi che ritornano, non voglio dire che siano dei franchising, all'estero sono dei franchising, ma assolutamente hanno degli elementi peculiari legati ai territori e degli elementi comuni che attraverso le Alpi e attraverso gli Appennini rendono una nuova rete possibile anche sulla capacità di approvvigionamento dei beni. Sappiamo che in molte valli alpine, penso ad alcune valli cuneesi che conosco meglio, ma vale per la Lombardia come per il Veneto come per il Friuli, noi abbiamo un problema di approvvigionamento dei beni in vendita al dettaglio da parte dei negozianti, dei dettaglianti. Allora su questo dobbiamo lavorare con alcune, io credo, con alcune grandi piattaforme. Ho scritto, non sia preso come un'eresia, ma ho scritto proprio qualche giorno fa a due grandi gruppi tradizionalmente in concorrenza in Italia, Conad e Coop, chiedendo agli amministratori delegati che insistono entrambi sul ruolo delle comunità, ho chiesto agli amministratori delegati di questi due grandi gruppi di lavorare con noi attorno a questi sistemi. Poi probabilmente non metteranno un euro e non faranno investimenti e forse non saranno neanche chiamati da noi a farlo, da nessuno, ma in qualche modo ci aiuteranno nel costruire un nuovo modello fiscale, di business, sociale, che possa essere di sostegno ai territori. Questo dibattito, e chiudo, questa analisi, questa vostra ricerca di stasera è comune a molti altri contesti con i quali abbiamo lavorato, penso alle valli lombarde con una montagna di botteghe, penso ad altri contesti territoriali del Trentino dove si sta lavorando molto e anche insieme a noi sulla blockchain per collegare i produttori, penso ad altri contesti territoriali dove stiamo avviando dei modelli di acquisto tramite carta con dei cashback, non il cashback nazionale, ma con dei cashback che fidelizzano le persone che acquistano in quel negozio e ne danno anche un piccolo ritorno economico, un incentivo quindi per chi acquista e per chi vende. Certamente su questi fronti un dibattito comune alpino mi pare che stia maturando con una serie di innovazioni, idee, proposte, anche fantasia che non può, ed vengo nella risposta
a rispondere alla domanda in questa conclusione, una fantasia anche del sistema privato che non può essere coinvolta, che non può non vedere non coinvolto il sistema pubblico. Cioè i piccoli comuni, i nostri amministratori, il sistema pubblico che opera sui territori non può essere indifferente a un sistema economico che ha bisogno di supporti, non soltanto operativi e non soltanto fiscali, ma ha bisogno anche di un sostegno nel costruire opportunità. Qualche giorno fa mi veniva presentata da un'amica un'iniziativa con 30 produttori di un'area collinare ai bordi di Torino che hanno costruito un sistema di gas evoluto per portare la spesa direttamente. Era nato l'anno scorso nel primo lockdown e prosegue con degli ottimi numeri. Bene, è chiaro che gli enti locali possono essere indifferenti a questi sistemi, ma io credo che non lo debbano essere proprio perché questi nuovi sistemi, quei nuovi centri multiservizio, quel presidio territoriale di quei negozi e di quei bar è un elemento, è l'elemento, io dico, se siete d'accordo, centrale per la vita e la vitalità delle comunità. Se non ci fossero, non ci sarebbero le comunità. Le comunità non ci sono perché c'è il comune o il municipio, le comunità ci sono in quanto c'è un punto di aggregazione, c'è un riconoscersi nel luogo, c'è una nuova cooperativa di comunità dove sono nate, che funziona e che tiene in vita imprese, c'è un negozio che esprime i valori del territorio con i prodotti del territorio, che incrocia i turisti e le comunità stanziali, anche facendo un ciak fra le due che non è mai semplice, che non è mai scontato. Su questi temi io credo che dobbiamo lavorare con un sistema pubblico che non è indifferente, che non si ferma alle mura del del municipio, piuttosto che non si ferma ai bilanci comunali come unico elemento sul quale lavora e nella burocrazia si perde, ma credo che invece la lungimiranza di un sistema pubblico, di sindaci e amministratori, sta nell'affrontare queste vicende, queste questioni analizzate stasera, dicendo come stiamo in un nuovo percorso con le imprese che tengono in vita i territori, in una sinergia forte fra pubblico, privato, terzo settore, università e soggetti datoriali, superando steccati, superando anche qualche spinta non banale a volte alla conservazione e provando a immaginare dei nuovi modelli che danno risposte alle comunità di domani. Se ci saranno nuove forze che arriveranno sui territori perché i borghi e i territori diventano luogo dove vivere, come alcuni giornali hanno descritto, abbiamo bisogno di trasformare le comunità e questa trasformazione nasce dalla capacità culturale di lettura e di visione che anche gli enti locali devono avere in stretto dialogo, e questa è democrazia, con tutti i soggetti privati e pubblici che operano sul territorio. Grazie a voi per questo approfondimento che non vi nascondo, assolutamente vorrei proseguire, dobbiamo proseguire con UNCEM insieme perché questi elementi sono centrali nel lavoro che dobbiamo fare anche in vista del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la sua attuazione, anche in vista della nuova programmazione comunitaria che io credo e faremo di tutto affinché nella nuova programmazione ci siano supporti, sostegni, investimenti e quella fiscalità differenziata che fa bene alle imprese, che fa bene ai territori. Grazie. Grazie perché è riuscito a racchiudere così tutto in uno spazio giustissimo. Gli spunti sono tanti, veramente, la riflessione lunga potrebbe essere. Grazie veramente. Io ho qui un po' di domande che stanno arrivando, quindi mi sentirei di leggervene così potete prepararvi anche rispetto a chi viene richiamato. Una la lascio ad Adami rispetto alla pandemia, riprende il fatto che la pandemia non ha cambiato così la cultura delle comunità. Insomma, una delle parole che diceva Adami era poi torna come prima. Sostanzialmente la domanda dice come potrebbero essere spinti, stimolati i concittadini a cambiare i propri stili di consumo e di acquisto verso i luoghi vicino. Una domanda invece viene lasciata aperta ai relatori, quindi poi prenotatevi per la risposta, lega
il tema della tecnologia e del tema del digital divide che un po' caratterizza le zone montane, quindi la tecnologia amica, però una problematica di banda e di resistenza, diciamo, di struttura. Ecco. Una domanda per Bussone che riguarda forse un tema che aveva un po' lasciato all'ultimo, che era quello del recovery plan, e quindi quale spazio nel recovery plan c'è per poter lavorare su questi interventi, quindi diciamo se il governo, per quanto ne può conoscere, sta attivando nel medio e breve periodo. Sto scorrendo, una domanda, un po' una provocazione, riguarda le municipalità, quindi sempre Bussone, quanto si sta mettendo, insomma, quanto le municipalità si stanno mettendo in discussione per sostenere lo sforzo di sopravvivenza per questo sistema. Bene, direi che queste sono, mi sembra di non averle dimenticate tutte, altrimenti mi aiutano i miei colleghi. Chi vuole iniziare a rispondere alle domande fatte? Vi lascio parola. Marco, vuoi iniziare tu? Stefano, che siete stati direttamente chiamati, o chi insomma si sente in... No, Stefano, poi io aggiungo qualcosa. Ma... Vai Stefano, allora la domanda che era lasciata era come stimolare le comunità verso i consumi, diciamo, locali, ecco, nel negozio di prossimità, rispetto alla tua esperienza. Certo, allora la formazione che ho fatto è fatta proprio perché è un'analisi, diciamo così, economica che ci sta dietro, no? Proprio mentre mi hai fatto la domanda ho buttato giù uno schemino che forse si riesce a vedere, eccolo qua, beh, il contrario, vedete, no? Questo qui era prima della pandemia, il primo trimestre della pandemia in lockdown. Ci sono stati degli aumenti di consumo o di acquisto nei punti vendita di prossimità, nei nostri in questo caso, ma diciamo in tutti e tre più o meno le statistiche hanno questa di un 40%, poi nel terzo trimestre, quando la pandemia, il lockdown si è chiuso, siamo tornati giù quasi alla normalità, poi sotto le vacanze di Natale, altro lockdown, mini lockdown, sono ricresciuti e poi adesso siamo qua e la tendenza è di nuovo in calo a tornare al punto iniziale. Questo è il motivo per cui ho fatto l'affermazione. Io credo se... per far sì che la gente si affezioni ai punti vendita è quello che si è detto prima, come dire, fare un'educazione nei confronti del cliente, no? Cercare di far capire ai paesani, ai nostri clienti, alla comunità che il negozio è di fatto il loro negozio. Il valore aggiunto che il negozio può dare è se queste persone a sua volta vengono da noi, e qui si crea un circolo virtuoso che chiaramente fa ottimizzare il tutto e può far sì che un negozio possa sopravvivere, che possa continuare a dare diciamo, questo servizio. Di conseguenza un'educazione nei confronti, che sta a noi farlo ovviamente, nei confronti dei clienti per far capire questo valore aggiunto. È ovvio che poi se a livello istituzionale viene data una mano, una spinta in questo senso, e non parlo di contributi a pioggia o a fondo perso, ma parlo proprio di aiuti strutturali in questo senso, aiuta ancora più e ancora più velocemente a far sì che il negozio possa diventare ancora più appetibile e far sì che appunto si aiuti a fare ancora più da volano perché questo punto vendita diventi un centro di aggregazione e il punto per le persone del paese. Grazie. Marco, su due temi, erano quelli del recovery plan e quelli del digital divide, mi sembra che proprio riassumendo, e il suo ruolo delle municipalità, ecco, mi sembra proprio riassumendo per spanne le domande. Grazie a Stefano Dami. Ma sul digital divide sappiamo che abbiamo un problema enorme di ritardi in questo paese con il piano nazionale per la banda ultralarga che è in ritardo di 2 anni, e questo mina
evidentemente, non devo dirlo io, ma compromette l'efficacia, l'efficienza delle imprese, di tutte le imprese sui territori, e anche di nuovi modelli legati all'uso di sistemi di e-commerce, all'accesso a opportunità che appunto l'innovazione porta con sé. Senza reti si va poco lontano. Va anche detto che molte imprese ormai utilizzano sistemi cosiddetti fixed wireless access, quindi con sistemi senza fili di connettività che hanno risposto positivamente alle sfide. Eppure ci sono ancora molte aree del paese scoperte, e io ho ben presente una società che si occupa di acque minerali, quindi non può delocalizzare in alcun modo le produzioni e neanche gli uffici, che ha una difficoltà strutturale a scaricare file via mail, e non sto parlando di chissà quale applicativo, con più di 10 mega, perché fatica nelle connessioni, ed è purtroppo emblematico rispetto a tante altre situazioni nelle Alpi. Sul PNRR potremmo star qui, e chissà che Vanni con te non organizzerete un'altra occasione di confronto, a partire appunto dal PNRR e i territori. Ci sono una serie di misure che riguardano i territori, penso alle green communities, penso alla strategia delle aree interne, ad altre soluzioni che toccano in qualche modo i territori e che riguardano anche i comuni montani. Se penso alle comunità energetiche per i piccoli comuni, è una soluzione che riguarda appunto il rapporto fra chi consuma e chi produce il bene, in questo caso l'energia, e sappiamo quanto sia attuale quel ragionamento e questa impostazione nuova nell'uso dei beni comuni. Rispetto all'impegno dei comuni ho detto qualcosa. Io credo che non possa esserci indifferenza e non possa esserci tiepidezza da parte degli enti locali quando nascono iniziative nuove, virtuose. Ho citato i gruppi di acquisto solidale, ma ormai si sono evoluti, sono 5-6.0 i gas, sono strumenti di aggregazione attorno a un esercizio commerciale. Ci sono negozi che appunto già svolgono da tanto tempo servizi di informazione turistica, ci sono esercizi commerciali che fanno una serie di servizi anche a vantaggio degli enti territoriali, danno informazioni sui bandi in alcuni casi, e allora l'ente locale assolutamente non può essere inerme, deve incentivare per quanto può. Ci sono alcuni comuni che hanno anche ridotto le imposte, la tassazione, la Tari o la IUC a quegli esercizi del territorio, ove è possibile naturalmente, non sempre è possibile, ma in tante situazioni l'ente locale ha anticipato quello che devono fare le regioni e lo Stato. Attorno a una fiscalità sono intervenuti anche riducendo il gettito a vantaggio del comune, proprio per agevolare quelle imprese del territorio, cosa che oggi chiediamo insieme, credo anche da questa serata, che si possa finalmente fare con delle zone economiche speciali, anche se la sigla evoca un'altra situazione che è ben diversa da quella che chiediamo, intendiamoci, perché le ZES sono un'altra cosa, così come sono un'altra cosa le ZEA. Noi abbiamo bisogno invece all'interno dei territori montani di individuare degli sgravi e della fiscalità differenziata che salvaguardi quelle imprese che hanno tutti quei valori che sono stati riassunti stasera. Grazie, non vedo altre domande, quindi direi che forse possiamo andare verso la conclusione, a meno che qualche relatore non abbia qualcosa da aggiungere. Sono le 18:47, abbiamo sforato la nostra oretta, però avevamo un quarto d'ora di ritardo, è vero? Quindi non vedo altre domande, quindi insomma abbiamo abusato della vostra disponibilità e del tempo anche delle persone che ci hanno seguito via Facebook. Io ringrazio per il contributo di tutti e l'importanza che avete voluto dare anche al nostro lavoro di ricerca, ecco, che le vostre testimonianze hanno sicuramente avvalorato. Vi lascerei insomma con
Io ricordo due cose che mi hanno insomma colpito, era questa esperienza che ci ha portato Stefano Adami di queste sentinelle, delle parole di Aura che ci ha riportato rispetto ai territori. E a questa volontà di no, sarei già andato in pensione ma resisto perché se non lo faccio io chi lo fa, c'è un aspetto insomma umano importante. Proxima interpreta sicuramente una delle possibilità di una tecnologia dal volto umano. Io su questo sono assolutamente convinta, ecco, che le due cose non possono essere divise. Io ringrazio Francesco Morandini, Giuseppe Morandini e Francesca Nieddu per questa testimonianza del sistema bancario che, come dicevo prima, anticipa sicuramente quelli che sono i trend perché vedono lontano e questo richiamo che ha fatto anche Marco Bussone sul fatto che sui territori dobbiamo lavorare insieme, no? Il privato, pubblico, terzo settore, è l'unico modo per vincere, ecco, per resistere sostanzialmente. Maurizio Ionico, Aura Zanni e Stefano Adami ci hanno dato il contributo rispetto alla ricerca e alla loro testimonianza di impresa. Ricordo che la ricerca sarà disponibile dai prossimi giorni, sarà possibile scaricare e averne, diciamo, visione completa, perché come vi dicevo i contributi sono diversi. Quello che vi abbiamo presentato stasera è una piccola parte. Ringrazio Vanni perché una buona parte del lavoro è suo, sia della ricerca che della visione, della visione a 360 gradi su questi temi e sicuramente sulla capacità di aver letto i dati statistici e delle interviste con un'ottica creativa, come assolutamente la sua. A Marco Bussone non posso che rinnovare il mio grazie veramente per la sua disponibilità, le parole importanti che ci ha dato e la testimonianza, che credo c'erano alcuni amministratori locali collegati. Io davo una sbirciata a Facebook mentre parlavate, quindi credo che la sua presenza sia una presenza di valore anche per tutto il lavoro che stanno facendo veramente tutti ogni giorno sul territorio, e la sua disponibilità. Io ricordo, è stato ospite già di Novalt, la ricordiamo proprio come una disponibilità importante. Direi che, come si fa in Friuli, a quest'ora è l'ora del taglio, quindi dell'ombra per chi è in Veneto, insomma, mi sentirei di potervi lasciare, ringraziandovi ancora per la disponibilità, a tutti i relatori e a tutte le persone che sono state collegate con noi via Facebook. La registrazione si potrà vedere poi anche successivamente. Grazie da parte mia e grazie da parte di Kramarse. Buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie, buona serata. Buona serata, grazie.